Gli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che hanno colpito duramente le Marche avranno ripercussioni anche nella macchina della giustizia, sia in termini di strutture che del funzionamento. Il contenzioso pendente nella regione potrebbe aggravarsi di un ulteriore 5-10%. A riferirlo il presidente della Corte d'Appello Carmelo Marino, che in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 ha anticipato i temi della relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto di Ancona nel periodo compreso dal 1 luglio 2015 al 30 luglio 2016. La macchina ovviamente si è in qualche modo, non dico interrotta, ma insomma la risposta di giustizia è stata affievolita e rispetto a questi eventi il governo e poi il Parlamento in sede di conversione del decreto legge dell'ottobre 2016 ha provveduto con una normativa emergenziale stabilendo la sospensione dei termini processuali per alcune tipologie di provvedimenti, sia in tema di civile che penale. La macchina della giustizia dovrà rispondere a particolari esigenze di tutela che si ampliano. Mi riferisco ovviamente agli orfani, ai bambini che hanno subito ovviamente delle perdite di familiari, agli anziani, ma oltre alla volontaria giurisdizione vi sono ovviamente le responsabilità professionali, civili e penali, vi sono gli accertamenti delle eventuali responsabilità dei costruttori che hanno costruito in epoca più recente e il cui sisma ha fatto emergere delle responsabilità.